46esimo report economico della Sicilia si presenta all'Università di Agrigento. Il sottotitolo è Andiamo a cominciare, la guerra è finita, ricostruiamo dalle macerie. L'idea è quella, anche come consorzio universitario, di lanciare proposte, stimoli, segnali al territorio. Ringrazio la Fondazione Curella che ha voluto presentare per la prima volta il rapporto sull'economia della Sicilia qui ad Agrigento, proprio per testimoniare la vicinanza al territorio, la vicinanza al consorzio universitario e l'esigenza di ripartire con determinazione sul piano economico. Sono stati anni difficilissimi, la crisi sembra essersi fermata, qualche sintomo di risveglio economico c'è, tuttavia bisogna stimolare, far crescere questa economia in modo consapevole che non basta il turismo, non basta l'agricoltura, nonostante gli splendidi successi conseguiti sia nell'uno che nell'altro settore, occorre infrastrutturare di più il territorio, puntare all'attrazione di investimenti, ad imprese che vengono a investire qui, che vengono a produrre qui. Occorre puntare sul manifatturiero e invertire la tendenza. Il consorzio universitario che si batte per questo territorio continuerà a fare questa battaglia, certamente auspicando che non solo si combatta la desertificazione imprenditoriale, ma anche quella degli studenti, con il rischio che qui si perda questa presenza. Noi vogliamo restare qui a offrire servizi culturali ai cittadini di Agrigento e soprattutto ai giovani. Professore Busetta, le chiedo una chiave di lettura a questo report. Sì, io ringrazio intanto il professor Armao e il CUPA per averci voluto ospitare alla presentazione di questo report che ormai facciamo da circa 20 anni. Oggi abbiamo voluto fare un approfondimento circa la provincia di Agrigento, nella quale, come dicevo prima nella introduzione, abbiamo circa 450.000 abitanti e occupati per 111.000, quindi lavora una persona su 4 soltanto. Pensate che compresi i sommersi, pensate che nelle zone di sviluppo compiuto lavora una persona su 2, per esempio in Emilia Romagna lavora una persona su 2, ma anche non dico la Finlandia dove le donne hanno già completato il loro ingresso nel mondo del lavoro, ma anche in Emilia Romagna. Bene, oggi la realtà della provincia è quella dello spopolamento. Bisogna cambiare assolutamente tendenza, bisogna invertirla, bisogna investire su tutto quello che è possibile per fare in modo che chiunque voglia trovare un posto di lavoro possa trovare anche qui, altrove ma anche qui. E questo è il nostro credo sia l'obiettivo di una classe dirigente che fino adesso ha fallito il proprio compito, perché una classe dirigente che non riesce a dare un futuro ai propri figli evidentemente ha tradito il suo compito. In quali settori bisognerà investire in questa provincia? Certamente il turismo è importante, ma non può essere il solo. Il turismo, ci sono i 3 poli turistici, ormai diventati quasi 4 con Licata. I 3 poli sono Agrigento, Sciacca e Lampedusa, ma con Licata potrebbero diventare 4, sui quali bisogna fare in modo di aumentare le presenze. Qua siamo ancora a presenze totalmente ininfluenti.